presso la località Iannigallo, precisamente nella zona cosiddetta delle Forche, per raccontare un episodio che si inserisce nella casistica della Seconda Guerra Mondiale. Come è risaputo, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, gli alleati sbarcarono presso le coste di Gela e Licata. Le forze in campo erano composte dalla Settima Armata americana guidata dal generale Patton e dall'Ottava Armata inglese guidata dal generale Montgomery. Quello che a noi interessa è l'armata americana guidata da Patton. Gli alleati arrivarono a Milena intorno alle 14:30. Siamo informati con dovizia da particolare grazie ad uno scritto del comandante della stazione di quel tempo, Davide Gentile. Il Gentile, oltre alla precisazione all'orario, dice che provenivano dalla zona di Musa e lui andò, tra virgolette, ad accoglierle presso la fucina di certo Calogero Carlino, che allora era ubicata presso l'abitazione dei dottori Falletta e Scalzo. Siamo informati anche che avevano al seguito 8 carri armati che stazionarono attorno alla nostra piazza. Erano guidati da un certo Aquino da Piacenza. La sera dello stesso giorno avviene un fatto che ora racconteremo, e precisamente in questa zona. Questo episodio possiamo chiamarlo la sera di quel 17 luglio, che è la data, forse non l'abbiamo detto, dell'entrata degli alleati a Milena. Vediamo intanto cosa scrive il comandante Davide Gentile. Poco dopo venivo informato che un inerme contadino la sera avanti era stato ucciso in località Iannigallo da un soldato americano che lo aveva sorpreso mentre sulla propria aia spagliava il grano. Ora qua fa una osservazione. Forse uno della solita specie di gangster aveva scambiato la pala usata del povero contadino per un'arma. Accompagnato dal dottor Cipolla, corsi sul posto, constatando che il disgraziato aveva ricevuto una pallottola nel torace, rimanendo fulminato all'istante. E ancora scrive: perché quell'omicidio? Erano dunque dei criminali a venirci a dare la tanto vantata libertà? Date le disposizioni per la rimozione e il seppellimento del cadavere,
con il medico prestavamo le cure al fratello. Oltre al gentile, ascoltiamo ora alcune testimonianze che ho raccolto alcuni anni fa dei paesani che ricordano questo, diciamo, triste episodio. Nel pomeriggio di quel giorno, il piccolo Francesco Tona, classe 1939, venne accompagnato dal padre a vedere i soldati americani. Ricordo che erano accampati nei pressi dell'attuale Viale della Vittoria. Allora era tutta aperta campagna, con poche case. Mi riempirono le tasche di caramelle e cioccolatini. Erano duri ma buonissimi. Anche mio padre ricevette qualcosa. La data non la ricordo, ma ricordo però che la sera stessa uccisero un contadino nei pressi di Annigallo. Ed ancora, una sera mia madre ci proibì di uscire, ci disse che dei soldati avevano ucciso un uomo mentre lavorava nei campi. Lo ricordo ancora come se fosse adesso, dice Rosa Scalzo. Questo triste episodio, appena menzionato, come abbiamo detto, si inserisce nella casistica del passaggio degli alleati nel nostro territorio. In quel tardo pomeriggio, due contadini, Salvatore e Pietro Schillaci, si trovavano a lavorare nei pressi di Annigallo, precisamente nella zona delle Forche dove ci troviamo. Considerato il momento grave che il paese stava attraversando, sarebbe stato meglio starsene tappati in casa, ma l'urgenza del lavoro, la trebbiatura, costringeva i due a stare nel posto. Un militare alleato che stava perlustrando la zona, quando scorse i due incapaci di capire quello che stavano facendo, rimase sicuramente colpito in modo negativo, tanto che sparò una raffica di mitra e uccise all'istante Pietro Schillaci, colpendolo in pieno petto, e ferì in malo modo il fratello Salvatore. Trasportato urgentemente nell'ambulatorio del dottore Cipolla, questi constatava purtroppo il decesso del primo e prestava le prime cure al secondo dei fratelli. Mi sono permesso di scrivere: a distanza di anni ci si chiede come mai quel soldato abbia fatto fuoco su due inermi contadini. Due sono le tesi accreditate da me interlocutori: o il militare aveva scambiato il tridente per un'arma, o più convincemente aveva pensato che i due facessero segnali al nemico. Ma sono solo ipotesi. Di vero, purtroppo, resta l'uccisione di un innocente, allora fidanzato con una bella ragazza di nome Stella. Pietro Schillaci era nato a Milena il 10 agosto del 1902.